Madre gloriosa di Dio, Vergine sempre Maria, porta felice del cielo, l'ave del messo celeste, reca l'annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace, spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi, scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, la messa del giorno, seconda pagina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia. Fratelli e sorelle, come Maria riconosciamo le grandi cose che Dio compie per noi e fiduciosi nella sua misericordia confessiamo con sincerità i nostri peccati. Signore amico dei poveri, Kyrie eleison. Cristo sostegno dei piccoli, Cristo eleison. Signore premio degli umili, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati. Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, che hai innalzato alla gloria del cielo in di Maria, Madre, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Grandioso apparve nel cielo una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi.
La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza, e lui il tuo Signore, rendili omaggio. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto ogni principato e potestà. È necessario infatti che Egli regni, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Maria è assunta in cielo, portiere degli angeli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa di una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Di generazione in generazione gioia per quelli che lo temono. Ha spiegato nei pensieri, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. L'assunzione in Oriente e in Occidente della Vergine corpo è una delle feste. Questa antica testimonianza fu proclamata come verità di fede nell'anno santo del 1950 da Papa Pio XII. L'umiltà di Maria oggi è glorificata. La sua divina maternità, che l'ha strettamente congiunta col Figlio di Dio, la rende partecipe della gloria del Signore risorto. Maria, la celebriamo oggi assunta in cielo. Tutto il suo essere è redento e glorificato. La sua vita Gesù risorto è perfetto. Maria è la primizia e l'immagine della Chiesa. La sua glorificazione non la distacca dalla Chiesa, ma la inserisce ancora più intimamente in essa. Per questa ragione noi, nell'attesa del cielo in anima e corpo alla fine dell'universo, godiamo di questo dono che Dio farà ai redenti, ai salvati, in paradiso per i buoni, diversamente per i cattivi. Fino a avvenimento godiamo la liturgia che ci evoca di Maria essere l'arca dell'alleanza del santuario celeste e nella donna vestita di sole che dà alla luce il Verbo incarnato sottratto alle porte del male, rappresentate nel diarago rosso che vuole eliminare il Salvatore del mondo, destinato a governare il mondo. E la donna per la donna è stata preparata la salvezza. L'Apocalisse proclama a gran voce quello che dopo il peccato ci era stato promesso, la salvezza e il regno del nostro Dio con la potenza del suo Cristo. Il brano di San Paolo ci ha fatto come il primo. A lui e a sua immagine seguiranno quelli che sono di Cristo, cioè quelli che hanno creduto in lui, hanno vissuto la vita nella fede. E noi vogliamo essere queste creature fortunate che vivono nella fede e giorno dopo giorno vogliono aumentare nella fede. E fra tutti questi la prima è Maria, la Madre del Signore,
che ha vissuto di grande fede, ha accolto con fede la proposta che Dio ha fatto per mezzo dell'angelo Gabriele. Maria, crediamolo sinceramente, è stata scelta da Dio per pura grazia. Questa consapevolezza, proclamando il suo sì, il suo eccomi, fa scaturire il giorno riconoscimento della bontà di Dio, che compie opere grandi in quanti si affidano a Lui e in Lui pongono ogni speranza. A tanta grazia siamo chiamati ognuno di noi, se crediamo, facendo la volontà di Dio alla maniera di Maria, incontrandoci come credenti, come nell'incontro di Maria con la parente Elisabetta, proclamiamo le loro sante parole, suggerite dallo Spirito Santo. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. Il mio bambino, il futuro Giovanni Battista, ha esultato di gioia nel mio grembo. E Maria risponde col cantico che abbiamo ascoltato, il cantico del Magnificat. La verità dell'Assunta è stata proclamata da Pio XII con queste parole. Dopo aver innalzato a Dio supplici, preghiere e aver invocato la luce dello Spirito di verità, a gloria di Dio Onnipotente che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, a gloria della sua augusta Madre e gioia ed esultanza di tutta la Chiesa, per l'autorità del nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di chi riteniamo essere dogma da Dio, che l'Iddio di Dio sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Crediamo e non veniamo meno alla grande verità, per non venire meno alla fede divina, alla fede cattolica. La tradizione dell'Assunzione era stata tramandata a voce, oralmente. Solo nel 538 il Vescovo San Gregorio di Tours scrive questa verità che volentieri ve la propongo. Quando la Beata Vergine, avendo completato il corso della sua esistenza terrena e stava per essere chiamata da questo mondo, tutti gli apostoli, provenienti dalle loro differenti regioni, si riunirono nella sua casa per vegliare insieme a lei le ultime ore della sua vita terrena. Ma ecco che gli angeli con il Signore Gesù vennero a prendere la sua anima. Gli apostoli sollevarono il suo corpo e lo deposero in un sepolcro e lo custodirono in attesa della seconda venuta di Gesù con gli angeli per portare il corpo di Maria in paradiso. Ascoltiamo anche una seconda testimonianza di San Giovanni Damasceno nel 676. Era conveniente che colei, che nel parto aveva conservato integra la sua verginità, conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino abitasse nella dimora divina, il cielo. Era conveniente che la sposa di Dio entrasse nella casa celeste, in paradiso, anima e corpo. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, ricevendo nel corpo il dolore che gli era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse redento
alla destra del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo Figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale madre e serva di Dio. La Madre di Dio, risparmiata dalla corruzione del peccato originale, fu anche risparmiata dalla corruzione colei che aveva ospitato il Verbo divino entra nel regno dei cieli col suo corpo glorioso. Alle convenienze proclamate dal Santo come alle nostre convenienze, che fermamente crediamo in Maria, Madre di Dio, che ci attende in cielo. Anche noi, prima con l'anima e poi aspettiamo l'ora della nostra morte e l'ora in cui saremo chiamati a risorgere a nuova vita, i cattivi per l'inferno. Alla verità di Maria assunta in cielo in anima e corpo, proclamiamo tutte le altre verità della nostra fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato del Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, l'uomo verrà per giudicare i vivi e il suo regno, nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti. Al Dio Salvatore che rovescia i potenti dei troni e innalza gli umili e che soccorre i suoi quando si della sua misericordia, preghiera. Diciamo insieme, Signore, Figli, la terra era nell'intreccio drammatico del mondo, benedici
Signore. Loro che hanno importanti cariche di governo, al cui potere e responsabilità è affidata la vita dei popoli, noi ti preghiamo. Benedici i tuoi figli, Signore. Per l'intera umanità che, sotto la potente protezione di Maria, geme, lotta, soffre, gioisce e spera, noi ti preghiamo. Benedici i tuoi figli, Signore. Per noi che, attingendo forza alla mensa eucaristica, siamo chiamati ad essere negli ambienti in cui viviamo fermento vivo di speranza, noi ti preghiamo. Benedici il Signore. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera. Tu che in Maria Assunta ci doni un segno di speranza, fa che partecipiamo alla Pasqua del tuo Figlio risorto e li vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua di Calvino sia segno della nostra unione con Lui, la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo vino. Lo presentiamo a te per noi, bevanda. Umili e pentiti accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, della nostra colpa, purificaci dal nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostra Dio. Rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo peregrino sulla terra. Risplende come primizia l'immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Hai voluto che con modo ineffabile ha generato la carne del tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto conviene nel nome
Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi all'azione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza e servizio umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e nel giorno in cui ricordiamo Maria assunta in cielo in anima e corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo e di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, come Cristo, a te Dio Padre, Spirito, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La preghiera aumenti la nostra fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri, come anche i nostri, e non avanti tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, la fede di ognuno di noi, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Ci scambiamo un segno di pace e di fede. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Amen. La comunione al tuo corpo e tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia e bontà, rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello, colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il canto 283. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto il suo ingiusto dolore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che vivi nella gloria insieme al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti coi sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. All'ultima pagina del foglietto, una preghiera a Maria Assunta composta da San Sesto. Vogliamo proclamarlo insieme al termine di questa Eucaristia e per vivere solennemente che essere anima e corpo. Immacolata Assunta in cielo, che vivi beatissima di Dio Padre, che fece di te alta creatura di Dio, Figlio, che volle da te essere generato uomo e averti sua madre. Spirito Santo, che in te con umana del Salvatore, o morte, o Maria dolorosa, o Maria Vergine Madre, donna come e più io nella nei tuoi misteri, nella tua missione, nella tua, o Maria Assunta nella gloria di Cristo, nella perfezione concreta e trasfigurata della nostra natura umana. O Maria, porta del cielo, specchio della luce divina, santuario dell'arte. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine Madre assunta in cielo, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Assunta, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Antica lauda medievale che vogliamo dedicare a Maria Assunta non è riportata nel libretto. O Madre tutta santa del Cristo nostro Re, Lui Dio Onnipotente si è fatto uomo in te. O Madre Santa, si è fatto uomo in te. Il Figlio sulla croce ti lascia in dono a noi, redenti nel suo sangue, noi siamo figli tuoi. Noi siamo figli
nostri cuori grazia e verità. O Madre Santa, di grazia e verità. Con Maria facciamo le ferie di agosto. Auguri.
Francesco, il poverello di Assisi. Il nuovo libro di Fra Giovanni, sul santo di Assisi che cambiò il modo di vedere il mondo e i fratelli. Un viaggio spirituale nel francescanesimo. Con tante storie, preghiere e leggende sul serafico padre San Francesco d'Assisi. Francesco, il poverello di Assisi. Il nuovo libro di Fra Giovanni. Richiedilo su Amazon oppure clicca nel link che trovi in descrizione. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Non io ma Dio, non io ma Dio, Beato Carlo. Le vie della cristianità presentano il nuovo libro di Fra Giovanni dal titolo Il Beato Carlo Acutis e il potere della semplicità. Felice per la santità, no al peccato. Il Beato Carlo Acutis e il potere della semplicità, il nuovo libro di Fra Giovanni sul giovane ragazzo innamorato dell'Eucaristia. Il Beato Carlo Acutis e il potere della semplicità, il nuovo libro di Fra Giovanni, un libro pieno d'amore sul beato protettore dei giovani. Nell'innocenza dei tuoi gesti c'era amore, offerto a... Il Beato Carlo Acutis e il potere della semplicità, il nuovo libro di Fra Giovanni, richiedilo su Amazon tramite il link che trovi in descrizione oppure contattate la nostra congregazione. Veglia su di me, giovane esempio di carità, strada felice per la santità. La voce di Maria dentro l'anima mia. Meggiugorie, esplosione d'amore. Il nuovo libro di Fra Giovanni, con testimonianze, storie di fede e conversione, preghiere e curiosità sul paradiso della fede dove la Regina della Pace appare dal 1981 a 6 veggenti. Che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore. Meggiugorie, esplosione d'amore. Il nuovo libro di Fra Giovanni. Richiedilo su Amazon oppure scrivici su WhatsApp al numero 02 56 56 78 24. Per la vita mia, la voce di Maria. Meggiugorie, esplosione d'amore. Il nuovo libro di Fra Giovanni. Un libro pieno di fede e amore verso la Regina della Pace. Sei la mamma mia. Io Rita, storia, meditazioni, leggende e preghiere su Santa Rita d'Akasha. Io Rita, un libro sulla devozione a Santa Rita d'Akasha scritto da Fra Giovanni. Richiedetelo su Amazon tramite il link che trovate nella descrizione, oppure potete chiedere informazioni tramite WhatsApp al numero 02 56 56 78 24. Io Rita, il nuovo libro di Fra Giovanni.
Oggi è la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria ed è anche l'onomastico di molte donne che in suo onore e per devozione portano il nome di Assunta. Allora auguri a tutte loro e a tutti noi. Questa solennità del 15 agosto di Maria, la Theotokos, si trova specificamente in un lezionario gregoriano del secolo VIII che echeggia usanze gerosolimitane anteriori alla data di oggi. Qui si attesta una celebrazione mariana al 15 agosto in una chiesa fatta costruire dall'imperatrice Eudossia al Getsemani, perché si credeva di identificare in quel luogo la tomba della Madonna, e ciò anche sotto l'impulso delle narrazioni apocrife intorno alla morte della Beata Vergine, Transitus Sanctae Mariae. I racconti apocrifi nel V secolo cercano di descrivere come è avvenuta la morte della Vergine, ma solo la tradizione ininterrotta della Chiesa, testimoniata da Gregorio di Tours in primo luogo e poi dagli altri padri come San Modesto di Gerusalemme, è confortata dal fatto che mai nessuna vera reliquia del corpo di Maria è stata onorata nell'antichità. Neppure ad Efeso, dove si può ritenere più probabile la morte della Beata Vergine. In questo ci sono venute di aiuto le rivelazioni di due grandi mistiche, la mistica Santa Brigida e più recentemente Santa Caterina Emmerich, confermate appunto da recenti reperti archeologici. È molto antica anche la festa e la devozione popolare dell'Assunta, le relative narrazioni e le rappresentazioni artistiche di questo momento della vita di Maria. L'assunzione al cielo in anima e corpo di Maria è una verità condivisa dal popolo cristiano, sebbene il dogma sia stato proclamato solo il 1° novembre dell'anno santo dell'anno 1950 da Papa Pio XII. Il tema fondamentale sotteso nella tradizione è il carattere eccezionale della Vergine, che non viene assoggettata alla morte e ai suoi legami, alla corruzione della carne e anche al giudizio particolare e universale come tutti noi, ma al termine dei suoi anni la Vergine passa direttamente alla gloria celeste. Questo è in sostanza il senso di questo dogma, così che nella liturgia orientale la sua morte è intesa come dormizione, un breve sonno dal quale Maria si risveglia direttamente in paradiso, ivi assunta per volere della Santissima Trinità. Mentre la festa odierna nelle chiese orientali è denominata appunto dormizione della Madre di Dio, l'Occidente, dove siamo noi, privilegia il titolo di Assunzione al cielo della Beata Vergine Maria. Nell'antica messa della vigilia, che risale al sacramentario papale dell'VIII secolo, ossia il gregoriano, nella colletta leggiamo una breve preghiera, ed è questa: Dio, volgendo lo sguardo all'umiltà della Vergine, l'ha innalzata alla sublime dignità di madre del suo figlio e l'ha incoronata di gloria incomparabile. A Roma la celebrazione venne introdotta nel VII secolo da Papa Sergio I, il quale istituisce una processione che si snodava da Sant'Adriano al Foro fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Bene, questa processione, soppressa poi nel secolo XVI da Papa Pio V, venne ben presto caratterizzata da una fiaccolata notturna, con la quale il popolo accompagnava l'icona del Cristo, conservata nella Basilica di San Giovanni Laterano, dapprima verso il Foro e poi di là fino a Santa Maria Maggiore, dove veniva accolta
dall'altra icona, l'icona di Maria Salus Populi Romani. E vi è uno strettissimo legame tra Maria e la Chiesa, richiamato anche dalle letture della messa odierna dell'Assunzione, perché nelle letture si ripropone il parallelismo tra la donna e la figlia di Sion e la Chiesa della Nuova Alleanza. Vi è una specie di tensione escatologica molto forte, quella di vivere in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la stessa gloria della nostra Madre Maria, o meglio perché i nostri cuori aspirino continuamente a te, è quanto noi leggiamo nella liturgia. Maria Santissima Assunta diventa per tutti l'icona escatologica dunque della Chiesa. E pertanto il canto del Magnificat che il Vangelo oggi esalta diventa la nostra partecipazione a questa Pasqua di Maria. Nella liturgia delle ore, al termine, si canta l'antifona Ave Regina Celorum, un'antifona che ben riassume i titoli di questa Vergine gloriosa, ossia Regina del cielo, Signora degli angeli, tutta santa, che non si dimentica di pregare per noi il Cristo Signore. L'Assunzione è in assoluto la festa che vanta più patronati nel mondo. Innumerevoli sono le chiese e le nazioni che hanno scelto Maria Assunta come loro patrona. E la Beata Vergine Maria Assunta è invocata come protettrice dalle partorienti, dai tintori e dagli aviatori della Francia. E allora noi, augurando ancora a tutti voi buona festa dell'Assunzione, rivolgiamo a Maria la preghiera proprio indicata per questa solennità. Maria Assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria Assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria Assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire, perché la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, inizia il futuro qua giù. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.